Ciao, sono Sonia Cadeddu, sono la mia 20ª Sartiglia che correrò quest'anno con Seribonda e spero di fare una bella figura in via Mazzini con i miei compagni e poi chi lo sa se avremo anche la possibilità di correre in via Duomo alla Stella, speriamo. La Sartiglia per gli oristanesi è proprio il carnevale per eccellenza e poi cioè, tipo, per me fa parte della mia vita da sempre perché comunque sono cresciuta andando sempre a vederla da piccolina, poi ho iniziato con i cavallini della Gera, quindi facevo già la sartiglietta e poi non è mai uscita dalla mia vita perché insomma è parte integrante proprio tutto l'anno. A volte c'è un po' di preoccupazione, c'è l'emozione, non si vede l'ora di arrivare, poi a volte quando sta per arrivare siamo un po' dispiaciuti perché sta per finire tutto. Le ricordo tutte con piacere, poi con amore anche perché comunque, però forse la più bella in assoluto è quando ho preso la mia prima stella d'oro, che è stata un'emozione enorme, bellissima, e poi con la mia cavalla Berry che adesso non corre più. Una volta che indosso la maschera mi rendo conto che è proprio il momento di andare, allora lì inizia un po' l'emozione. Insomma anche un po' di concentrazione e attesa perché da lì proprio è la vera festa, cioè è il momento in cui inizia proprio la vera festa e la vera Sartiglia. Noi entriamo in via Duomo per la sfilata, quindi una volta che poi arriviamo giù dove c'è la consegna delle spade, vediamo poca gente, nel senso solo quella che riesce a stare là attorno, i nostri amici più che altro, perché poi una volta che il Campoidori ti chiama e ti dà la spada, allora da lì già come esci dalla curva di San Francesco vedi questa folla immensa che ti acclama come se fossi un re ed è bellissimo. E anche quando corri che per esempio io molte volte mi accorgo che ho preso la stella proprio da questo boato che si sente, più che perché l'ho vista bene e perché sento proprio, perché a volte capita che senti il rumore e sembra che l'hai presa, invece magari l'hai solo colpita. Invece quando senti questo urlo, ma una cosa impressionante, allora dici oh l'ho presa. Eccole, Sonia Cadeddu, Ilaria Rosa e Pier Giorgio Cabizza. 2 amazzoni laterali. Per le pariglie ci si prepara prima di tutto cercando di affiatare i cavalli, quindi uscendo tutti i giorni, in modo che loro si abituino a stare insieme. Poi c'è un allenamento fisico che comunque bisogna allenarli trottando, molte volte cerchiamo di metterci in piedi, quindi di fare la pariglia già al trotto, in modo che poi prendiamo l'equilibrio per quando partiamo al galoppo e insomma è tutto più facile. Il giorno della Sartiglia, allora noi iniziamo a fare le treccine dal giorno prima, in modo che siano pronti la mattina, perché poi la mattina presto iniziamo a legarle tutta la criniera e mettiamo le rosette perché è tutta una corsa assurda perché di solito su Campoidori esce a mezzogiorno, quindi noi dobbiamo preparare loro, prepararci noi e ci vuole un po' di tempo anche perché ci aiutiamo a vicenda, quindi facciamo tutti e 3 i cavalli assieme, prepariamo le code, intrecciamo anche la coda e a volte non restano sempre tranquilli perché si infastidiscono legandoli la coda, perché ovviamente a loro serve come anche difesa da mosche e cose così, e avendola legata sono un po' infastiditi, però poi si abituano. I 2 Campoidori sono prima di tutto 2 amici, 2 ragazzi bravissimi, 2 bravissimi cavalieri e gli auguro che vada tutto per il meglio. Ti aspettiamo tutti l'11 febbraio e il 13 febbraio per la Sartiglia Oristano.